colgo subito l'occasione di dire che se non ve ne più agricoltori perché scambia tutti i diventati diversi, non vi saranno più veterinari che controlleranno la cosa, no? Siccome a livello lassù negli uffici di Bruxelles e va bene, dopo fare cani e gatti sarà qui pappagallini e canarini, però dopo saremo tutti quanti anche costretti a mangiarci ciò che ci propinano, che ne arriva chissà da dove, non si sa con quale etichetta, non si sa con quale contenuto, non si sa con quale regole sanitarie sono stati confezionati, arriverà dalla grande industria, ne toccherà bagnare e quindi non saremo più noi, saremo coloro che mangeranno quel prodotto. Per un filosofo tedesco una volta, io l'avevo detta per caso ma dopo ho saputo che era un filosofo tedesco, noi siamo quello che mangiamo e quindi saremo tutti compagni, un bel mondo globalizzato che mangerà pomodori non si sa dove. Quindi io spero che la collaborazione che i signori questa sera ci hanno dimostrato di approccio a un aiuto, perché chiaramente io non lo vorrei più chiamare agricoltore, ma imprenditore agricolo, sperando che ci sia un rinnovo, soprattutto nella parte giovanile, che recupera lo spazio dei padri o delle conoscenze e che non vada a riempire il territorio di pannelli solari, perché gli conviene più che i pannelli solari. So che la Regione Veneto oggi ha legiferato ieri la chiusura, lo stop, e quindi va bene, anche in Europa si sta parlando di questa cosa. Noi in Italia abbiamo pochi territori da poter coltivare e quindi sto portando avanti anche un progetto sul recupero delle zone dismesse, il commissario Ciolos ha voluto dargli un nuovo nome, zone con specificità. Perché? Perché nella nuova PAC che si sta discutendo, dopo aver iniziato con i prodotti di qualità di cui mi sono fatto portavoce e l'ho portata anche alla votazione da parte dei parlamentari, perché dovete sapere che adesso non contano più solo i ministri, ma abbiamo una condivisione del voto, 50% il Parlamento, 50% i ministri. Prima decideva il ministro, tutti i parlamentari che erano su gli serviva così, per apparenza, no? Tanto erano i ministri che avevano l'ultima parola che decidevano. Adesso invece la decisione finale di quello che uscirà da questi spazi europei sarà condivisa al 50% con i parlamentari eletti dai cittadini e i ministri eletti a sua volta in forma politica. Quindi l'equilibrio c'è, perché un ministro può anche impazzire, ma 70 parlamentari della stessa nazione, forse chi impazzisse tutti i 70 sarà più difficile, quindi la condivisione è una sicurezza in più. La sicurezza in più che spero sia partita grazie che hai nominato profumi, colori e sapori, che è stato un termine che avevo coniato all'epoca, ma che mi porta ancora avanti a cercare di creare quella linea condivisa dalla Commissione Agricoltura, ma anche condivisa dal comitato, dalla commissione vera e propria che dopo si rapporta con il Consiglio dei Ministri, a una linea, Ciolof l'ha definita, può essere la nuova economia. La globalizzazione ormai è quella che ha bloccato tutti i mercati. Il diretto produttore è colui che prende meno di tutti, perché non può competere con i lobbisti della grande industria. Si sta cercando di valutare anche la filiera del prezzo, come va, massacrante. Al latte non se ne parla, stanno dicendo e stanno programmando di mettere insieme i produttori di latte in modo da avere dei tavoli di concertazione per fissare dei quantitativi minimi, ma non arriverà mai i produttori a fare dei tavoli di concertazione con la grande industria. Quindi anche là sarà una battaglia non indifferente per coloro che producono direttamente. Signori miei, coloro che producono sono quell'azione primaria ai quali tutti noi dovremo dare rispetto. Eliminati questi, siamo eliminati tutti.
La Finlandia sta facendo una sua politica, sono stato su 2 settimane fa, che a onor di cronaca investono nella ricerca, scuola gratuita fino all'università per tutti quanti i ragazzi, grande cultura che si eleva, grande tecnologia a livello industriale, nanotecnologia e quant'altro, producono tanti Nokia, ma hanno deciso che gli costa troppo coltivare, hanno abbandonato l'agricoltura e vanno a importare tutto il materiale. Ora dire che io ho fatto una piccola riflessione dicendo, prima o dopo che finì i Nokia si mangiano i Nokia, perché non gli altri da mangiare. Se il mercato dopo richiederà che ci sia anche una sussistenza e una tipologia di quello che i loro avi hanno mangiato. Quindi decisioni di altri stati, vedremo le conseguenze. Chiudo dicendo, stiamo lavorando e abbiamo preservato quella grande qualità che noi, grazie a tutti quanti, siamo riusciti a dare, i prodotti di qualità, DOP, IGP e tutto il controllo, perché la cosa fondamentale è che colui che acquista e che consuma deve avere la massima garanzia della sicurezza. E questa è data da voi, siete voi che i responsabili di questo. E quindi chiedo anche a voi una partecipazione, come l'avete dimostrata stasera, di dare una mano a colui che produce in modo da migliorarsi sempre di più. Non multarlo, ma migliorarsi sempre di più. Una condivisione, penso, reciproca per crescere insieme e per portare dei buoni risultati, come li stiamo portando e come l'Italia alza la testa quando si confronta con i prodotti di qualità. C'era il Nord Europa che voleva fare un marchio unico europeo, eliminando DOP, IGP, STG e quant'altro. La Fischenberg aveva pianificato questo. La relazione sui prodotti di qualità ho voluto prenderla per caso all'inizio, ma ho fatto anche bene perché così con dei colleghi francesi, con dei colleghi soprattutto spagnoli, greci, ungheresi, siamo riusciti a portare questa conservazione di queste eccellenze che noi siamo i primi in gravatorio. Ma dai prodotti di qualità è nata un'altra indicazione, il recupero di questi territori, come vi dicevo prima, e soprattutto l'inserimento nella nuova PAC che verrà presentata, martedì la presenteranno già al Ministero, ma presentata perché non è ancora decisa come andrà a finire, soprattutto nei pagamenti diretti, primo pilastro, secondo pilastro. Spero che il commissario Ciolos, che ha in mano la partita di questa trasformazione, al quale ho consegnato anche un'indicazione proprio inerente a quello che stava dicendo prima Genovese, molto semplice, ma sono sempre efficaci le cose semplici, se l'è fatta sua e la sta divulgando in tutti i suoi convegni. Ho detto bene, si vede che abbiamo un alleato che sta portando avanti la cosa, ma quell'alleato là sarà colui che deciderà dopo anche le linee di bilancio che verranno inserite a livello europeo e quindi cadranno a sua volta sulla testa di tutte le nazioni. Chi sa accoglierle, messaggio, chi sa accoglierle le prenderà, perché non ci saranno solo i contributi che arriveranno alle regioni come stabilito ma ci saranno anche dei progetti speciali, specifici, che faranno da traino per tutta una catena che si dovrà sviluppare a livello europeo proprio sulla specificità dei territori, sulla filiera produzione, trasformazione e vendita chiusa, per contrastare chiaramente, avete capito chi, la grande industria, con prodotti che diano la qualità, la sicurezza e a sua volta che ci sia il rispetto, e su questo ne possiamo andare fieri, il rispetto dell'ambiente, il rispetto della tutela degli animali. Qua è compito vostro perché so che c'è una signora che sul benessere animale ci sta massacrando in commissione. Ha ragione, è un po' troppo eccessiva, ma comunque l'insieme si corona in un bel pacchetto normativo e di regole. Io dico soltanto, questa è la strada giusta, questa è la strada giusta su cui avete lavorato, su cui mi sono impegnato, perché anch'io ho imparato da voi e quindi la sto trasformando per quello che posso in quell'ambiente, sperando di riuscire insieme ai risultati che usciranno, di coglierle per il nostro territorio, i boschi e quant'altro
bisogna riconquistare quello che abbiamo perso, e abbiamo perso perché ci sono stati degli sbagli normativi sopra, perché una volta i contadini stavano lavorando tranquillamente, hanno abbandonato perché qualcuno ha obbligato ad abbandonare. Quindi tutti insieme dobbiamo cercare di lanciare un messaggio soprattutto ai giovani imprenditori, e lassù abbiamo aggiunto anche le donne, perché riteniamo che in certe nicchie di mercato, soprattutto di questo tipo qua, abbiano una maggior sensibilità dell'uomo, soprattutto nella cura del prodotto, perché l'uomo tende più a fare la quantità, e ciappa 100, domani bisogna che ciappa 200, 300, 400, mentre senza preoccuparsi magari di conservare quella qualità e quella garanzia che aveva quei 100, e quindi esagerare, perché anche il produttore agricolo esagera, hanno colpe ma avete colpe, quindi lavoriamo insieme, lavoriamo in sinergia, lavoriamo senza farci la guerra e cerchiamo invece di portare alto il nostro territorio, di riuscire a mangiare bene per quello che siamo stati abituati, così continueremo ad essere sempre quelli che siamo. Vi ringrazio per l'attenzione.